Nella mia vita ho sempre cercato di valorizzare un valore che ritengo fondamentale, il servizio, l'attenzione di mettere l'altro al centro. La ritengo una modalità per prendersi cura del bene comune, esserne parte, averlo a cuore. Nasce dalla volontà di impegnarsi, contribuire fattivamente e prestare attenzione a ciò che ci accade attorno. Ho intenzione di coinvolgere e di incontrare molte persone perché la ritengo un modo per stimolare delle proposte innovative che porteranno a un cambiamento e una rinascita del nostro comune. La nostra volontà come lista è sicuramente quella di ricostruire il rapporto con la cittadinanza, a partire dal dialogo e dal confronto su progetti futuri e su quelli già in atto, che sicuramente dovranno essere ottimizzati. Questo nostro forte proposito garantirà di valorizzare inoltre le ricchezze del territorio, il Fagarè, progetti ambiziosi come quello di Cornuda Porta della Biosfera che abbiamo presentato, e lo sviluppo di servizi per giovani, famiglie, anziani, la creazione di una rete di associazioni per far sì che ognuna di esse possa raggiungere i propri obiettivi, senza dimenticare poi la valorizzazione ovviamente delle aree verdi e del centro del paese. Fondamentali saranno sicuramente le consulte, che dovranno essere rinnovate e riportate alla luce, perché sono uno strumento importantissimo per il dialogo e il confronto con la cittadinanza.